Crazy. Here we go. I see. Are you ready? Hey! Drop it on me, drop it on me, drop it on me. Hey, hey, drop it on me, drop it on me, drop it on me. Hey, hey. Muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro. Hey, hey. Tonight's a special night to get you by my side. I've been waiting all week long to get it on with you. Some nights we hit the floor, dance like we never did before. I'm gonna put it on you, Rico style. Drop it on me, drop it on me, drop it on me. Hey, hey, drop it on me, drop it on me, drop it on me. Hey, hey. Muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro. Hey, hey. Hey, hey. Here we go. Say it to me, hey man. Say it, hey. Amici di Diretta Sport.it, è dunque il secondo appuntamento con la danza, sempre Sardegna Open. Siamo però al Palasport di Capoterra, dove è arrivato il giorno dedicato alle danze di coppia. Domenica 1 marzo, Palasport di Capoterra, appunto, il Sardegna Open organizzato dalla FIT Sardegna, presieduta da Ivo Cabid, un appuntamento che va a coinvolgere come al solito un migliaio di ballerini. Saranno questa volta due le categorie che seguiremo, in particolar modo la categoria Open Latin Under 15 classe unificata. Si tratta di ben 39 coppie di ballerini in gara in 3 batterie. Beh, li porteremo sino alla finalissima con 6 coppie di ballerini, e poi l'altra categoria, quella che prenderà il via, pensate, alle ore 22, perché è una manifestazione che si chiude intorno a mezzanotte. Questa davvero una domenica intensissima voluta dalla FIT Sardegna. Dicevo, la seconda categoria è la categoria Open Latin Over 16, sempre classe unificata. Anche qua 32 coppie in gara nelle 3 batterie, e anche in questo caso, in questi 4 turni, arriveremo alla finalissima con 6 ballerini. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Il ranking generale, intanto c'è stato un bel colpo di reni nella classifica generale da parte della Alessandra Celestial Dance di Decimo Mannu, formazione che però palestra, società sportiva che non sarà presente in questo appuntamento, che ricordiamo è il quinto stagionale dopo i 2 interprovinciali nord e sud. La Coppa Sardegna di Porto Torres, il successo avuto dal Sugis Dance Festival di Carbonia, è il primo appuntamento del Sardegna Open di Cagliari. Al secondo posto la numero 1 Sardegna, che è stata scavalcata alla compagine di Porto Torres, e poi ancora sul terzo gradino del podio la Dance Floor di Sassari. Ci si aspetta un colpo di reni importante da parte dalla Dance Point di Sassari, tra le società presenti con il maggior numero di atleti oggi. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right jump in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold tonight. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Siamo col direttore di gara Roberto Marelli. Allora, intanto 10 arrivano dalla penisola, parlo di giudici ovviamente, 5 dall'isola, per una manifestazione che in 15 anni sta crescendo in maniera esponenziale. Sì, decisamente. Io è un po' che non venivo e devo dire positivamente il lavoro che stanno facendo in Regione.
sta dando dei buoni frutti. Ho visto tantissimi giovani rispetto ad altre regioni, ma tantissimi, quindi il seminato è più che buono. Da un giudice di gara che calca i parquet nazionali di tutta la penisola, quale le sembra lo stato dell'arte in Sardegna, della danza sportiva? In costruzione è buono, ma per le categorie buone ci sono, le categorie superiori, quindi le Open, le Over 16, le Under 15 che sono, il livello medio e alto, comunque avete delle buone coppie a livello nazionale, quello ve lo posso garantire, le trovo in giro per tutto il territorio e ballano. Provo a scendere un minimo nel tecnico, preferenza semplice nella prima fase, poi c'è questo metodo dello skating che è anche stato creato in buona parte dal presidente della FIS Sardegna Ivo Cabiddu. Qual è la sua considerazione? Perché io che lo sto studiando da qualche settimana lo trovo ingegneristico. Beh, è all'avanguardia, è l'unico sistema che consente di poter valutare e giudicare in modo relativamente selettivo questo tipo di competizione, diversamente non sarebbe possibile un altro sistema di votazione. I giudici esprimono il loro giudizio secondo conoscenza e coscienza, che significa? Conoscenza è la parte tecnica, la valutazione tecnica chiaramente, quindi è quella meno soggettiva, più oggettiva, cioè quello ha dei parametri tecnici e dovrebbe valutare su quelli. La parte soggettiva è la parte artistica, quella è soggettiva, molto soggettiva. Quanto è difficile tenere un'oggettività in uno sport dove la componente artistica, la componente scenica è molto importante? Dipende dal livello della classe di appartenenza, le classi minori, quelle più basse, diciamo, i principianti partendo verso l'alto, sono più legati all'oggettività, quindi a conoscenza tecnica. Più si sale, più ha prevalenza la parte soggettiva, quindi la parte artistica, perché fa la differenza. Questo suo ritorno in Sardegna dopo un po' di tempo vede dei talenti? Diciamo che c'è la possibilità, è un po' più difficile rispetto agli anni passati dove era più facile evidenziare alcuni talenti, ma adesso a livello medio comunque si è elevato di molto perché le conoscenze generali sono aumentate, il numero di insegnanti è aumentato, sono aumentati alcuni parametri per cui si è elevato tutto il sistema medio, però è più difficile far prevalere i veri talenti, ecco, e ne vedi meno rispetto ad anni passati, è più difficile localizzarli. Però succede ancora di vederle. Ed eccoci dunque arrivati alla categoria Open Latin Under 15 classe unificata, la prima che seguiremo in questa seconda tappa del Sardegna Open di Capoterra dedicato alle danze di coppia. Si tratta di 39 coppie di ballerini suddivise in 3 batterie. Tutti saranno impegnati in 4 balli in tutte le fasi di qualificazione. I balli sono il cha-cha-cha, la samba, la rumba e il passo doble. 39 coppie di ballerini, allora questa è in grafica la presenza di tutti gli aspiranti alla finalissima, che ricordiamo sarà una finalissima a 6 dopo ben 4 turni di qualificazione. Yesterday my mama crying now. What you need is just some peace. That you went and on the street. Make peace and love. Just peace and love. True peace and love. Just peace and love. It's beautiful living with you. Beautiful seeing mama. On my way back from job. You are my favorite, my soul. Make peace and love. Just peace and love. True peace and love. Just peace and love. Tora, tora, tora. Si mama, tora, tora. Tora, tora, tora. Si mama, tora, tora. Ayo, ayo, nene. Nene, tora. Jangan nene, tora. Ayo, nene. Nene, tora. Tora, tora, tora. Si mama, tora, tora. Grazie, seconda batteria, prego. Si mama, tora.
Mama,
Grazie. Terza batteria.
con Francesco De Sì, sindaco di Capoterra. Insomma, Capoterra per un giorno, capitale della danza sportiva. Sì, una bellissima manifestazione, voglio ringraziare la FIDIS in nome di Ivo Caviddu che organizza sempre queste bellissime manifestazioni in questo bellissimo impianto. Sono molto contento di ricevere, di ospitare tutta questa gente che viene da tutta la Sardegna. Questo è un bel biglietto da visita, parlo di impianto, davvero una bellissima struttura. Ne approfittiamo per fare un po' l'analisi dello stato dell'arte dell'impiantistica sportiva a Capoterra e anche quanto sta facendo la sua giunta in termini di sport in generale nel territorio. Noi abbiamo puntato molto sull'investimento degli impianti sportivi e sulle attività sportive collegate anche al turismo e alle strutture ricettive, quindi abbiamo collegato un pochino sport uguale turismo. A giugno avremo anche una manifestazione internazionale del rugby, perché Capoterra è anche città del rugby, e quindi stiamo puntando molto su questo modo di investire sugli impianti sportivi. Non è un caso se la danza sportiva abbia scelto in qualche modo Capoterra. Questo è un impianto tra i più recenti dell'isola, datato se non sbaglio 2009, immagino che sia costato tanto e che ci debba essere molta cura su questa struttura. Allora, è un impianto che sicuramente è tra i più belli della nostra isola e noi abbiamo vinto un finanziamento europeo di circa 5 milioni di euro nel 2006. Questo impianto è stato inaugurato nel 2009 e può ricevere tante manifestazioni anche a livello e a carattere nazionale. Sempre in tema di sport, ne approfitto per chiederle, anche se apriamo una piccola finestra, Capoterra è anche patria del rugby. Che cosa significa avere una realtà nei campionati nazionali? Sì, Capoterra ha una lunga storia del rugby, difatti Capoterra è stata denominata città del rugby, ha giocato in Serie A sino all'anno scorso, quest'anno è in Serie B, abbiamo un impianto tutto per il rugby con clubhouse, c'è un grande coinvolgimento tra i giovani, abbiamo circa 400 persone, ragazzi che praticano questo sport, quindi una grande cosa per la nostra comunità. Ed eccoli, entrano in gara i 24 ballerini ammessi al secondo turno, categoria Open Latin Under 15, dunque al primo turno da 36 in gara, 24 i ballerini ammessi.
Questo appuntamento è stato organizzato di concerto con la Black Star di Quarto Sardegna. Allora siamo con Pino Mereu, campione italiano rock and roll acrobatico. Diciamo una manifestazione che in 15 anni, perché siamo al 15° anno, ha assunto davvero dimensioni di un certo tipo. 3 giornate di gare, la necessità di spalmare l'evento su ben 3 giornate a Capoterra, e tarda sera di domenica c'è sempre il pienone. Sì, 15 anni che organizziamo il Sardegna Open. Prima con una giornata, adesso come hai detto tu in 3 giornate, proprio per spalmare tutte quante le discipline della danza sportiva. Oggi 1° marzo chiaramente è dedicato alle danze di coppia, quindi abbiamo le discipline delle danze standard latinoamericane e liscio, quindi diciamo molto positiva anche questa giornata, con tanto pubblico, tante coppie presenti. Nessuna rappresentativa della sua palestra ovviamente per ovvie ragioni tecniche, c'è però da fare una considerazione: 5 appuntamenti finora in questo circuito della FIT Sardegna. In realtà poi sono dei dati che sono un po' condizionati dal fatto che le società non sono presenti per ovvi motivi, immagino anche di carattere economico, a tutti gli appuntamenti. Cosa si può fare per convincere le società, insomma, a prendere ancora più sul serio questo circuito? Beh sì, molte volte qualche società non riesce magari a svolgere tutte le competizioni durante la stagione. Noi però consigliamo, perché comunque ogni gara, ogni competizione ha un punteggio, e quindi naturalmente alla fine col campionato regionale le società che hanno acquisito più punteggio naturalmente si posizionano nelle prime della classifica, della ranking list. Quando rivedremo atleti della Black Star in una competizione regionale? Beh, la Black Star, come tutti sanno, è una società che è specializzata nelle danze jazz, ovvero rock and roll, lo swing, quindi boogie woogie e l'indie hop. Naturalmente quindi anche l'hip hop e la break dance. Perciò quando faremo una competizione dedicata a queste discipline noi saremo presenti alla grande nella competizione. E siamo così arrivati al 3° turno della categoria Open Latin Under 15, da 24 coppie di ballerini a 12 coppie. Da questo momento in poi saranno 5 i balli, cioè si aggiunge anche il 5° ballo in semifinale, cioè il jive.
Allora, la voce instancabile del Sardegna Open, ma di tutto il movimento Fit Sardegna, Sandro Umuru, che ringrazio e saluto. Di cosa possiamo dire? Intanto di quanta fatica c'è attorno alla realizzazione di un evento che ne pago le conseguenze anche io, oggi finisce addirittura a mezzanotte. Eh sì, oggi finiamo a mezzanotte perché c'è tanta gente, tante coppie, tanti atleti che ballano. Sì, è un movimento molto molto grande, siamo veramente contenti di questo. Si corre al ritmo di un evento al mese da questa FIS Sardegna regionale. Ci sarà però una manifestazione tra tutte quelle che hai fatto in tutti questi anni che ricordi con maggiore piacere, magari per quanto è successo o per le soddisfazioni che di volta in volta queste regalano? Ma sì, certo, ci sono sempre i campionati regionali che sono molto molto importanti e quindi mi fa piacere ricordare proprio i campionati regionali e le gare come quelle di Olbia che sono internazionali e nazionali, dove io sono sempre lì che presento. 33 anni da raccontare sono troppi, ma un aneddoto ci sarà. Sì, quando non avevamo ancora i ruoli in federazione, che oggi ci sono i ruoli del presentatore, degli ufficiali di gara, io ho iniziato a presentare, ma nello stesso momento giudicavo anche, quindi insomma erano due cose assieme, perché noi in Sardegna eravamo noi che che mandavamo avanti il ballo e quindi dovevamo arrangiarci, quindi presentavo e giudicavo nel suo tempo, quindi fogli in mano, microfono e penna. Con un bellissimo sottofondo di tango ti chiedo, un po' tutto il movimento, tutta l'organizzazione passa per chi poi ha calcato questi parquet da ballerino. Tu ovviamente sei tra questi, la curiosità mia e penso di tutti è a che livelli e con quali soddisfazioni? Allora, intanto questo è il ballo mio preferito, a livelli internazionali, nazionali e internazionali, campione italiano per 3 volte consecutive, 13° alla Coppa del Mondo di danze standard, campione italiano di ballo da sala, vice campione di liscio e finalista ai nazionali dei 10 balli. Ecco, calcato le piste per 20 anni e poi ho deciso di prendere la strada del professionismo. Perché la danza ti prende da dentro e ti rimane dentro? Assolutamente sì. Ed eccoli dunque in grafica i finalisti, 7 coppie di ballerini categoria Open Latin Under 15 classe unificata col pettorale numero 294, Maria Busso e Andrea Pia della Cuban Star, col pettorale numero 320 Greta Calderisi e Gabriele Mirai, anch'essi della Cuban Star. 356 il pettorale di Giada Montigi e Nicole Nonne della Art Music Dance 2000, col pettorale numero 372 Michela Serra e Matteo Pugedu della ASD Team Diablo, col pettorale 387 Elisa Porchedu, Alessandro Ancillotti della ASD Magalegna Rodance, pettorale 394 per Denise Spano e Alessio Canu, numero 1 Sardegna, e infine con il pettorale 469 Anita Caria e Nicola Manunta della ASD Royal Dance Magalegna. Questi dunque i finalissimi che si contenderanno questa tappa, la seconda tappa del Sardegna Open di Capoterra. Vedremo chi ne uscirà vincitore. Secondo ballo.
melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de libros, plantando las banderas que van dejando huellas y excita la imaginación. Numero 372, perché la serie Mattia Pucetto, Team Diavolo. Terza posizione, coppia numero 387, Elisa Borghedo e Alessandro Arceliotti, Magdalena Ragazzi. Quarta posizione, 294, Maria Busso e Andrea Pia, Cuban Star. Quinta posizione, 394, Denise Spana di Socano, numero 1 Sardegna. Sesta posizione, 320, Greta Calderisi e Gabriele Milani, Cuban Star. Vincitori del Sardegna Open. Sono molto contento, sono molto emozionato, non altro da dire. Com'è andata? Benissimo, fantastici, carichi. Qual è stato il momento migliore? Primo, secondo, terzo turno, finale?
finale, senza dubbio. Il ballo che avete fatto meglio secondo voi? La rumba. Perché? Caratterizzato da che? Mentale. Nella semifinale col Jive com'è andata? Bene, bene. Molto bene. Prossimi impegni? Avremmo Olbia. La prossima gara che faremo è Olbia. Com'è andata? Bene. Ditemi qualcosa di più di questa Sardegna Open, insomma è stata una giornata intensa, 4 balli, 5 nelle fasi finali, dove avete ballato meglio, dove avete fatto errori? Inizio per cortesia. Abbiamo ballato meglio nella Open, nella categoria potevamo fare di più, niente. Che dici? Io dico lo stesso che ha detto la mia ballerina, è solo che si poteva fare molto di più, perché ce l'hanno detto anche i nostri insegnanti, però è andata così. Cosa è mancato per il podio? Per il primo posto? Più energia, più energia. Sì, sempre più energia perché veniamo da una gara fuori, quindi eravamo un po' stanchi, provati. Lo chiedo anche a voi, il prossimo impegno? La low cost in continente. Insomma, in casa la combinata è andata abbastanza bene col Success Dance, essere arrivato un terzo posto a Sardegna Open. Considerazioni? No, siamo felicissimi anche perché è stata la prima competizione in A, quindi siamo felici. Siamo contentissimi. Sì. Cosa ha portato secondo voi i giudici a farvi salire sul terzo gradino del podio? No. Cosa è mancato secondo voi per provare a fare qualcosa di più ancora? Allenamenti in più anche perché siamo da poco che ci alleniamo anche con programmi nuovi e queste cose, quindi penso che prima o poi... Concordo, anche per quanto riguarda fiato, tecnica, dobbiamo ancora lavorarci molto. L'energia invece è stata quella giusta? Penso di sì, io mi sono... Sempre la stessa l'energia. I prossimi impegni adesso? Ancora da valutare? Sì. Ok, grazie, in bocca al lupo. E arriviamo così alla seconda categoria oggetto delle nostre attenzioni per questo Sardegna Open. L'Open Latin Over 16 classe unificata, qui partiamo da 31 coppie di ballerini in gara, si dovrà arrivare a 24 coppie, successivamente al terzo turno a 12 coppie e infine la finale a 6 ballerini. State vicini anche voi alla seconda batteria. I ragazzi mi stavano già guardando male. Questa è l'Over 16, la categoria, la classe più alta di quest'oggi al Sardegna Open. E siamo arrivati anche al secondo turno della categoria Open Latin Over 16, in realtà non erano 31 ballerini in gara, soltanto 29 di questi 20 ammessi al secondo turno. Li vedete in grafica, le 20 coppie di ballerini per questo secondo turno della categoria Open Latin Over 16.
E siamo arrivati anche al terzo turno della categoria Open Latin Over 16, selezione da 20 a 12. Ammessi dunque al terzo turno, questi in grafica, i 12 ballerini ancora in gara. Entriamo nel clou della competizione anche di questa categoria Open Latin Over 16, questa è la semifinale che porta da 12 coppie di ballerini a 6 in un'unica batteria, quindi da qui scopriremo chi sono i finalisti di questo Sardegna Open, categoria Open Latin Over 16. Adesso la tanto attesa finale della categoria più importante di questo Sardegna Open Latin Over 16, classe unificata. Questi i noi 6 nomi delle coppie di ballerini ammessi alla finalissima in grafica. Li vedete: Sonia Coiana e Marco Aresti della Art Music Dance 2000, Elena Melis, Fabio Obino della Moda Movimento Danza col pettorale 262, col pettorale 459, Ilaria Fadda e Pier Giorgio Lacconi della SD Team Diablo
col pettorale numero 481 Azzurra Camedda e Simone Paulis della Moda Movimento Danza. Chiudono col pettorale 509 Alessia Cossio e Davide Fata della Gran Ballo New Dance e infine col pettorale 578 lo vedete Giovanna Mocci e Alessandro Serra della ASD Centro Studio e Danza Villamar. Questa dunque la finale, vediamo chi sarà il vincitore di questa categoria Open Latin Over 16. Te propongo mi amor, tomar tu mano y salir a caminar enamorados por cada esquina y en cada paso robarte un beso, probar tus labios. Te propongo mi amor, cuidar tus sueños, ser custodio cada noche de tu cuerpo y en tu descanso cortar del cielo flores de estrellas para dejarlas sobre tu pelo. Estoy dispuesto a amarte, a entregarte mi vida, a ser tuyo por siempre y aliviar tu dolor. Estoy dispuesto a amarte hasta el fin de mis días.
E con questa premiazione dalla Over 16 si conclude il Sardegna Open 2015. L'appuntamento è per tutti voi l'anno prossimo. La prima prova? Sì. Immagino che la soddisfazione sia tantissima, la stanchezza pure, perché è stata una maratona. Ditemi in 2 parole com'è andata. Allora, la performance è andata sicuramente in crescendo e noi siamo abbastanza soddisfatti, insomma, perché è da parecchio che non balliamo in Sardegna, per cui siamo contenti. Come nasce questa coppia? Nasce circa 5 anni fa, così per caso. Noi stiamo insieme anche nella vita, prima ci siamo fidanzati e poi abbiamo iniziato a ballare assieme. Abbiamo iniziato a fare una carriera agonistica abbastanza in crescendo. Siamo passati insieme per merito in classe AS, adesso abbiamo partecipato agli assoluti, abbiamo fatto vice campioni italiani nella show Latin. Dovremo partire ai mondiali in Cina verso settembre, quindi siamo abbastanza felici. 8 mesi di stop e subito sul podio. Sì, dai, ci voleva, insomma, è stata una bella sorpresa per noi, non ci aspettavamo niente, insomma, da questa gara. Ci prendiamo questi risultati belli, insomma. Per la moda movimento danza un doppio colpo, primo e secondo posto, secondo voi il risultato giusto, immagino? Giustamente, sì, noi siamo felicissimi, veramente. Com'è nata questa coppia? Allora, noi ballavamo con altri due, ovviamente io ballerino e lui ballerino, non ci trovavamo bene, poi da cosa nasce cosa, 6 anni insieme, quindi anche nella vita privata. I prossimi impegni? Coppa Italia? Coppa Italia, speriamo. O anche qualche gara fuori all'estero. All'estero, sì. La finale nel Sulcis Dance Festival, adesso invece il podio. Eh sì, finalmente ce l'abbiamo fatta a salire sul 3° gradino. Dopo tante fatiche tutta l'intera giornata qua, passata qua al palazzetto dalle 8 di stamattina, siamo riusciti a fare l'ultima fatica per conquistare questo podio atteso. È stata davvero una grande maratona, dove ci sono state le difficoltà, se ce ne sono state? Difficoltà diciamo nella prestazione, non tanto perché ormai con le continue gare che facciamo non c'è la prestazione importante, e per il resto niente, ci siamo trovati molto bene, abbiamo avuto una buona prestazione, siamo felici della nostra performance e speriamo che vada sempre meglio. È una competizione sportiva, allora vi chiedo, è il risultato giusto? Sì, sono soddisfatta del risultato. Sì, giustissimo. Chiedo anche a voi come nasce questa coppia? Nasce nel 2008, abbiamo iniziato a ballare insieme, abbiamo conquistato la 1 quest'anno nel campionato italiano e abbiamo avuto anche ottimi risultati nella Coppa Italia. Adesso? Adesso si continua. Continuiamo a fare la 1 arrivando ai campionati italiani e poi si vedrà come lavorare. Complimenti, bocca al lupo. Grazie mille.